Sì, anche a Castelfranco è capitato questo decesso, purtroppo l'emergenza che stiamo vivendo comporta anche questo epilogo, ripeto purtroppo, e faccio il cordoglio alla famiglia del soggetto, e quando avremo informazioni più precise cercheremo di essere puntuali anche nelle azioni che dobbiamo mettere in pista. Che report ha dall'ospedale di Castelfranco sulla situazione di pressione che si sta vivendo? C'è una situazione di operatori che sono chiamati a fare un lavoro straordinario, una situazione che però si sente anche governata per certi aspetti, nel senso che il sistema funziona, tiene, ci sono i canali di dialogo aperti, nel momento in cui si traccia qualche positività si mette in moto la catena della ricerca dei contatti e quindi da parte dell'ospedale di Castelfranco Veneto si vivono le tensioni e per certi aspetti le fatiche che stanno passando tutti gli operatori del sistema sanitario, ai quali rivolgo il mio personale grazie, perché veramente stanno dando dimostrazione di essere dei numeri uno. I cittadini in questo momento, in un momento in cui le notizie corrono veloci, vivono delle situazioni un po' di dubbio, di disagio, di timore per certi aspetti, però io voglio ricordare che le azioni messe in pista sono tutte tese alla salvaguardia della salute dei cittadini e alla salvaguardia del sistema sanitario nazionale. Quello nostro, quello veneto, quello trevigiano è un sistema d'eccellenza, abbiamo bisogno di far tutti la nostra parte, ognuno deve metterci del suo e saremo efficaci nella misura in cui ottempereremo le prescrizioni che ci sono state date. Prima noi ci adegueremo a queste misure restrittive, prima usciremo da questa fase emergenziale.